Domani il giorno della verità per Ideal Standard. A Venezia il faccia a faccia socio-istituzionale con la proprietà che ha annunciato di voler chiudere lo storico stabilimento di ceramiche di Trichiana. Il 20 novembre sarà la data ultima per conoscere il destino di ACC. In mezzo, sabato 13 novembre, la manifestazione che i sindacati stanno organizzando e che anche questa volta vedrà scendere in campo la Chiesa. Non è solo la sinistra Piave, ci sentiamo un po' tutti coinvolti e forse questo è l'intento anche per cui noi come vescovi sentiamo la necessità di dare un segnale. Qualora ci fosse un momento anche forte di manifestazione, parteciperemo senz'altro. Contatti sono in corso fra la diocesi di Belluno-Feltre e quella di Vittorio Veneto, sotto cui ricade il comune di Borgo Valbelluna. I vescovi Marangoni e Pizziolo sono concordi. C'è la piena disponibilità nostra. Dico che c'è questa disponibilità per portare la sensazione di tutta una Chiesa per una situazione che è anche paradossale e assurda nel contesto in cui viviamo. Non si può penalizzare un territorio, dice Monsignor Marangoni, la storia viva delle persone, delle famiglie, delle comunità. Io mi auguro che questa sia un'ulteriore forte drammatica perché ha delle conseguenze davvero disastrose per non l'economia in senso così del profitto di qualcuno, di qualcun altro a scapito di altri, ma dell'economia come gestione insieme della vita, anche della vita civile. Ne va di mezzo la vita comunitaria oltre che familiare in questo senso qui. Questo è l'obiettivo dei vescovi che auspicano vi sia la consapevolezza che il territorio non è un ente neutro. Non può semplicemente guardare e subire. Il territorio deve essere davvero esperienza di vita comunitaria dove tutti hanno voce, dove è possibile che costruiamo un bene di tutti. Altrimenti i primi ad essere penalizzati sono sempre quelli che consideriamo più poveri, meno atti ad entrare anche nelle dinamiche del lavoro. Questo non ci è possibile accettarlo, insomma.